Amici bellini, eccoci qua. Non è un buon martedì. Direi che non è un buon martedì per nessuno perché la sconfitta ci può pure stare, è dentro o fuori e quindi vabbè. Con le premesse, no? Quando Gattuso dice non è la nostra priorità, ma che cosa ci aspettavamo? Però c'è modo e modo di essere sconfitti. E c'è modo e modo poi di affrontare la sconfitta anche nel post partita, è importante. Ma per completezza vi faccio, iscrivetevi al canale, siamo 6.000, incredibile, bellissimo. Quindi se siete nuovi, benvenuti ai nuovi e iscrivetevi al canale, ai nuovissimi, quelli che sono capitati adesso per caso. Lasciate un like a prescindere perché non ve ne pentirete, perché facciamo un po' di analisi, quella che i giornalisti non fanno. E poi ho intenzione di portarvi altri giornalisti dove le domande le faccio io, perché ci sono delle domande che non facciamo. Comunque per completezza cominciamo e facciamo prima un attimo la reaction di ieri che era live. Andiamo, ti stai perdendo in chiacchiere, lo so, aspetta un secondo, ci sono tante cose da dire, un attimo, muoviti, va bene. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Cala Merlino, ve lo ricordate? Cala Merlino, Anacleto pure è un personaggio che dovremmo arrostare, Mohamed, ecco qua, Anacleto vicino a noi che ci protegge perché non abbiamo demme e quindi chi ci deve proteggere se non Anacleto? Cambia versante, ora al centro, la palla arriva a Zapata che ha un po' troppo spazio e prova il tiro dalla distanza. Mamma mia che botta. Bellissimo gol di Zapata, Muriel da Rachmani, ma c'è solissimo Gosens che la rimette per Zapata, bellissimo gol dell'Atalanta, applausi dall'Atalanta, è di facile lettura, oramai si è capito benissimo che tra le linee non c'è filtro, non c'è alcun filtro perché Bakayoko è mollo. Pallone adesso per Bakayoko che entra in aria, il tiro di Bakayoko, la deviazione, non ci credo, Lozano, sì! Lozano, è il Ciuchi, dai, 2-1, dai, non è finita. Bakayoko sta entrando meglio in questa partita, incredibile. Si sta muovendo da mezzala perché sta facendo inserimenti, incredibile, diciamo le cose come stanno. Pallone per Zapata, 1-2, va in porta. Ancora Pessina, 1-2. Zapata che fa la torre e finisce qua. Abbiamo dato qualcosa di meglio nel secondo tempo, ma mamma mia che schifo. Allora, avete visto, insomma, in breve la mia reazione dal vivo. È stata la prima volta che ho fatto questa cosa di live reaction vera e propria dal vivo con voi. Non so se lo rifarò, nel senso che io non la guardo bene se sono dal vivo, non posso guardare le vostre chat, poi arrivo stanco per il post partita. Insomma, è stato un esperimento a livello di numeri grandioso perché sono collegati in tanti, però a me interessa più fare l'approfondimento più serio e quindi l'approfondimento lo facciamo anche con qualche immagine perché volevo analizzare, visto che ancora latitano i video di approfondimento di Campania Sport, no? Io sto facendo questo video ovviamente il giorno prima, a voi vi arriva di mattina, ma a me è ancora notte a New York e quindi devo fare delle intuizioni mie. Dal primo fermo immagine vediamo Muriel che prende palla là, è controllato da Lozano. In questo momento il Napoli è schierato, quando prendi gol la difesa schierata di solito è un errore individuale. Prima occasione, primo movimento è questo qua, dopodiché vediamo come si muove il pallone. Ok, quindi da qui lo controlla Lozano, sono tutti ben schierati e in questo momento è Yusai che sta tenendo Zapata là, perché Zapata si trova lui la posizione, è giusto. Nel secondo fermo immagine la palla è arrivata dall'altra parte, siamo ancora ben schierati, è sceso anche Insigne ad aiutare. Zielinski si sta mettendo davanti al centrocampista dell'Atalanta e abbiamo, vedi, Zielinski, Bakayoko, Elmas, Lozano che sta ancora là ad aiutare, quindi siamo a difesa schieratissima. Qui Zapata già detta il passaggio allontanandosi da Yusai e Yusai lo deve seguire. Io credo che Yusai lo deve seguire, poi non lo so se Yusai deve dire a Maksimovic mo pigliatelo tu, ma secondo me Yusai che lo deve seguire perché è Insigne, come vedete nel terzo immagine, che segue il terzino che scende.
In questo momento come può Zapata prendere la palla e nessuno che lo segue? Zielinski è in ritardo perché era andato a chiudere, Bakayoko potrebbe scivolare, ok. Ma io sai che sta già con le braccia così, a dire mo non so se si ha già fa. È mai possibile che non lo sai? E quindi chiediamo a Gattuso, invece di chiedere la legge di Murphy, per sabato chi recuperi, segnali confortanti, il momento più difficile, l'ultima spiaggia Juventus, gli vogliamo chiedere a Gattuso chi doveva andare a chiudere? No, le domande sono sulla legge di Murphy. Vabbè. Quindi andiamo avanti con un altro fermo immagine. In questo momento Zapata da questa parte tira, ovviamente, perché è indisturbato, trova anche un bellissimo gol, non so se Ospina poteva fare di più. Dopodiché succedono le belle vai tu, vai chi, e c'è una... Questa è una cosa inaccettabile, il patto del Vesuvio, stiamo tutti uniti con l'allenatore, questa squadra che adesso farà... Guagliù, questi si accusano tra di loro, una continuazione, questa cosa Gattuso l'ha detta l'anno scorso, ci rendiamo conto che è dall'anno scorso. Se non sei riuscito tu allenatore a sistemarlo è anche colpa tua. Ma i giocatori si prendessero le proprie responsabilità. Mo qualcuno può dire un kosovaro, un serbo, un albanese, un macedone, tutti insieme. Può anche, perché quando le cose vanno bene è facile essere tutti amici. Quando vanno male siamo tutti nemici, perché quando Yusai esce, a quanto ho capito, infortunato, Rachmani cerca anche di dargli il 5, Yusai non glielo dà. Yusai non sia mai. Non si fa, non è possibile. Insomma, Maksimovic accusa Yusai, Bakayoko fa così, Elmas fa così, Zielinski fa così, tutti che se la prendono con Yusai. E secondo me hanno ragione. Comunque, secondo gol, dove qui invece la difesa è schierata malissimo. Io quello che vedo... Muriel chiede palle, eccetera, eccetera. Rachmani sta a metà tra Muriel e quell'altro. Ma Maksimovic, che invece di avvicinarsi a Zapata va verso la porta, che cosa volevi fare? Perché pensavi che magari arrivava una palla alta da lì. Invece Gosens la dà piano, la dà rasoterra. Poi nel secondo fermo immagine vediamo direttamente che Maksimovic se la prende con Yusai un'altra volta. Quando secondo me Yusai stava a rimorchio, stava dietro. Il fuorigioco non c'è, sono piazzati, ma tutto quello che volete voi, ragazzi. Fase difensiva fatta malissimo. Sì, prendiamocela anche con Gattuso, perché Gattuso non è esente, ma non è esente a prescindere da questi gol presi, perché poi non gli fanno la domanda, ma lui lo dice: i 2 gol dovevamo rompere meglio la linea. Cioè vuol dire che lui queste cose le sa, le dice, e poi i giocatori non le fanno. Diciamoci la verità, dovevamo rompere la linea, eccetera. Però il secondo fermo immagine è eloquente, perché c'è Maksimovic che continua a dire ma tu che hai fatto, ma tu, eccetera. E qui Maksimovic che non si prende una responsabilità neanche per sbaglio. Dopodiché c'è un terzo fermo immagine dove si trovano, questa è una cosa scandalosissima, si trova quasi, stanno per fare il tiro di Ollie e Benji, no? Di Tommy e Benji. Tommy e Ollie, non mi ricordo chi erano quei due che tiravano così, scrivetemelo nei commenti. Poi gli tiri tu, Maksimovic ci arriva per primo sul pallone, invece di spazzare la passa piano piano e poi la palla arriverà a Muriel per un altro tiro pericoloso. Dopodiché nel secondo tempo Maksimovic rompe la linea finalmente, Mario Rui sta a metà perché deve comunque tenere un occhio a Sutalo ovviamente lì, e qui resta l'1 contro 1 Zapata-Rachmani. Zapata è bravo a difendere la palla, Rachmani lo segue, dopodiché arriva in taglio Di Lorenzo, non ce l'ho il secondo fermo immagine, ma Di Lorenzo sull'1-2 cerca di fermare Pessina, ma lo ferma con le gambe aperte, quindi Pessina fa tunnel e scavalca Ospina in uscita. Insomma, i gol sono ben spiegati con queste cose qua, però nessuno mi fa la domanda a Gattuso per dire l'avevate provata così, eccetera, eccetera. Io devo fare delle accuse a Gattuso specifiche, non a caso, io l'avevo detto, eccetera, eccetera. Non è così. Specifiche. Hai detto che Lobotka è un centrale, è un vertice basso. Non mi puoi mettere Bakayoko vertice basso, perché non hai né il filtro che ti fa Demme né l'inizio azione. Nel momento in cui hai Osimhen e Lozano li devi lanciare in profondità. Se non li lanci in profondità, se non ti chiudi bene e continui a fare i passaggini all'indietro, partendo anche dal portiere contro l'Atalanta che ti pressa, Gattuso, mi devi spiegare.
Mi devi spiegare che cosa pensavi di fare. Che cosa pensavi di fare in quel primo tempo. Dopodiché nel secondo tempo un pochino meglio, quando ci mettiamo 4-2-3-1, con quando ti metti a 2, Bakayoko a 2 si propone pure e il primo gol arriva su un bel inserimento di Bakayoko per Lozano che è lestissimo, con Insigne sottopunta che insomma fa quello che può, però troppi problemi. Dopodiché entra Demmela e Bobot, la situazione migliora un pochino, facciamo qualche azione un pochino più così, ma i pericoli più gravi li ha portati l'Atalanta. Dobbiamo essere onesti e dobbiamo fare i complimenti all'avversario che va in finale meritatamente. Il Napoli esce perché non ci ha mai creduto probabilmente a questa finale, ma non è che tu dici io esco volontariamente dalla Coppa perché poi mi concentro sul campionato. È una partita che era rimasta, che si fa poi a maggio. Dovevi vincere questa morale che sale alle stelle, i Gattuso out si acquietavano per un pochino e andavi ad affrontare la Juve con un altro spirito. Invece no, adesso con quale spirito andiamo ad affrontare la Juve che invece è diventata corazzata nel frattempo, in questi mesi, è diventata solida e contropiede con quei giocatori, non con i nostri, che non siamo capaci di fare né quello né quello. Siamo in una situazione di la slavina, in live l'abbiamo chiamata la slavina perché è un'involuzione costante, leggera, sai, a piccole palline di neve che poi diventa una valanga, perché si parte dalle sconfitte non meritate. Ci sono delle sconfitte non meritate, le abbiamo analizzate bene, potete andare a rivedervi i video. Alcune vittorie anche non meritate, perché abbiamo detto anche questo, quella con l'Udinese, quella con l'Empoli, poi c'è stata la vittoria con la Fiorentina, bella larga, però abbiamo sofferto parecchio, abbiamo cominciato a soffrire sempre di più. Le attenuanti come si dice, degli infortuni e delle mancanze dei giocatori chiave ci sono e non è che le dimentichiamo, però in questo momento quando vedo che Gattuso in conferenza dice comunque abbiamo giocato bene, qualità del gioco, era contento della qualità del gioco del secondo tempo, e io no, e io ho visto poca roba, ho visto un pochino di reazione ma ho visto poca roba. Contento della qualità, per sabato non recuperi nessuno. Segnale confortante Osimhen, questa è la domanda. Sinceramente Osimhen magari se avesse segnato avremmo detto almeno la zampata, e invece Gollini gli esce bene sul piede. Non parlerei di gol mangiato da Osimhen, ma non parlerei nemmeno di miracolo di Gollini. È un'azione classica di gioco che se fosse stata una situazione normale non ne parleremmo nemmeno, ma purtroppo diventa grave se aggiungi tutte le cose una sopra l'altra, è chiaro. E quindi se adesso mi parlate di sostituire Gattuso, io capisco perché questi giocatori in questo momento hanno bisogno un'altra volta, quindi questi giocatori, sempre gli stessi, hanno bisogno un'altra volta di una scossa, perché stiamo a 3 punti comunque dalla zona Champions e ci dobbiamo giocare un'Europa League dignitosa, è chiaro, dignitosa. Se Gattuso non è più in grado, perché finché era in grado, finché tu dici guarda quello gli ha detto esattamente cosa fare e i giocatori lo fanno, i giocatori sono tutti uniti con il proprio allenatore, io dico vabbè diamo ancora fiducia, ma se l'ambiente è completamente spaccato, la dirigenza non parla con l'allenatore non chiede giocatori perché già sa che l'anno prossimo se ne andrà, quindi lui non chiede giocatori a gennaio, la dirigenza fa orecchie da mercante, non compriamo nessuno, ci troviamo in una situazione di emergenza totale, sia mentale che tecnica, perché poi alla fine tu sostituisci Manolas e Koulibaly con Rachmani e Maximovic ed è uno scandalo. A sinistra chi metti, Yusai, Mario Rui, è sempre uno scandalo. Allora tu puoi solamente sperare, tu allenatore, puoi solamente sperare di far arrivare le palle agli attaccanti, ma non puoi partire dal basso. Insistere con questa cosa qua, con questa squadra, in questo momento, è una follia. È una cosa che è un errore, vuol dire che sei cocciuto anche tu e che quello che magari funzionava l'anno scorso, perché ricordi a memoria, abbiamo memoria, l'anno scorso quando Gattuso capisce che questa squadra deve essere umile, si mette 4-3-3, tutti in difesa, però ripartiamo bene e facciamo anche quello che dobbiamo fare con le ripartenze bene. Adesso non facciamo né le ripartenze bene, non difendiamo più bene perché prima difendevamo bene, dopodiché la sterilità che si era cominciata a intravedere nel 4-3-3 già l'anno scorso a Coppa Italia vinta, adesso si vede un'altra volta perché eravamo passati al 4-2-3-1 con Osimhen e Mertens, ci piaceva o non ci piaceva? Ad alcuni di voi direte non mi piaceva nemmeno all'epoca che vincevamo 4-1 con l'Atalanta, 6-0, vabbè, se non vi piaceva non fa niente, a me piaceva quella verticalità ed era una soluzione, non si può fare più perché i giocatori non ce li hai, oppure questi fragili mentalmente non fanno più quello, te ne devi andare anche tu, purtroppo non c'è niente, non so qual è la soluzione,
soluzione. Non so se può venire Benitez così all'improvviso, che magari ha un profilo internazionale, i giocatori così. Non lo so, perché Benitez significa di nuovo 4-2-3-1. Non lo so se lo puoi fare. Un traghettatore è complicata. Lo capite che è complicata, no? È complicata sia rimanere con Gattuso, sia cambiare Gattuso, che non hai il tempo di organizzarti e di fare allenamenti e di studiare cose nuove. Certo una scossa serve da parte della società, che si sta ancora decidendo, giunto lì out. Cioè vi renderete conto che non è facile che tu dici cambio l'allenatore e tutto a posto. Le situazioni, come abbiamo detto in precedenza, sono più profonde e vanno analizzate con calma. Ma nel profondo, però non si può dire il veleno, le cose, ma tutto cazzo, gli dovete fare domande, fategli domande tattiche e vediamo se l'allenatore è preparato o meno. Se capisci che l'allenatore non è preparato, perché in questo momento io sto vedendo un po' di confusione anche nelle sue risposte e i giocatori schierati in campo sono molto confusi, c'è molta confusione proprio tattica, allora se è così mettetelo di fronte alle sue responsabilità e diciamo è troppo giovane, è andato in difficoltà, non si è sentito protetto e adesso non sta lavorando più bene. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Questo è un video lunghissimo ma che serviva per approfondire, perché non si può liquidare con 2 parole. Questa è una cosa che è troppo importante. Quindi vi bacio forte, ma cast. Sono baci sempre baciavo a lui. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è sta tasto, da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.